Il primo tempo Zapotocchio è stato respinto sulla linea su un calcio d'angolo in questa occasione, però sono contento della personalità della squadra, perché se andiamo a vedere le due formazioni è vero che hanno giocato pochi titolari nel Palermo, però diciamo tra virgolette chi ha giocato meno nel Palermo, chi ha giocato meno nell'Udinese, c'è tanta differenza perché lì sono tutti giocatori affermati, qua abbiamo tutta gente giovane, per cui sono contento della personalità della squadra perché hanno imposto il loro gioco e ci sono state poche finalizzazioni, però l'importante è che la squadra ha concesso poco e ha giocato. Ecco, diciamo una buona verifica per i molti giovani che lei ha a disposizione. Sì, un'ottima verifica, perché proprio per questo, perché al cospetto di un avversario esperto, perché se andiamo a vedere 13 centrocampo, Semplicio, Diana, Tedesco, dietro Pisano e Cassani, Terzini, Zaccardo, Rinau, cioè una formazione Bresciano, Cavani, Jankovic, non è una grande squadra. Di Caserta. Poi sono entrati gli altri, però ripeto, noi squadra giovane l'abbiamo affrontata bene e sono contento, sicuramente questo dobbiamo verificare bene perché è un peccato che tanti giovani hanno poco spazio, perciò decideremo più avanti chi mandare a giocare. Confortante il ritorno di Obodo. Sì, si vede lontano un miglio che ancora c'è molto da lavorare, perché in fase di possesso si sa destreggiare, anche se non è velocissimo ancora nell'esecuzione, magari in fase di non possesso deve ancora migliorare, però l'esperienza speriamo che continui a crescere perché abbiamo bisogno di lui. Mi ha sorpreso in positivo Isla perché nella sua zona aveva un giocatore come Bresciano e diciamo l'ha contenuto bene perché non ha mai dato fastidio, diciamo così, alla nostra difesa. Ecco, forse 0-0 è un buon risultato anche per il ritorno. Sì, è un buon risultato perché non è chiuso il discorso qualificazione, perché è aperto a tutto, ecco, perché era peggio se facevamo qualche gol ciascuno chiaramente, no? E quindi è un risultato per me positivo. Soddisfatto della prova di Paolucci davanti? Sì, il ragazzo ha lottato, si è battuto, sicuramente non sono arrivati tantissimi palloni per poter mettere dentro, però nell'unico che c'è stato lui era pronto, lì non è arrivato per qualche centimetro, però è un giocatore giovane che sicuramente che giocherà, perché la differenza oltre allo spessore, all'esperienza del Palermo è che quasi tutti i giocatori hanno avuto più opportunità, i giocatori del Palermo, rispetto a quelli nostri pochi hanno giocato con una certa continuità, quindi i ritmi non erano al massimo e quindi il ragazzo Paolucci, così come tanti altri, avrebbero bisogno di giocare con continuità per fare diciamo, una valutazione più reale. Il prossimo turno di campionato dà una grande opportunità all'Udinese, fare un passo in avanti importante. Sì, l'Udinese deve riscattare la prestazione di Catania, quindi mi aspetto ho dei ragazzi straordinari per impegno e tutto, e quindi quando magari si incappa in una giornata negativa sono i primi ad avere la voglia, i primi a essere dispiaciuti e ad avere la voglia di riscattarsi. Qualificazione ancora apertissima comunque. Sì, proprio per questo risultato.